La villa si trova in via San Liberato, lungo il canale Scortico a Fratta Polesine, a circa 500 metri dal centro del paese. Fu edificata dall'architetto Vincenzo Bellettato, originario di Fratta. Vincenzo Bellettato fu anche progettista della ricostruzione nel 1720 del seminario vecchio di Rovigo e artefice del completamento del Duomo di San Stefano, sempre a Rovigo, e nel 1725 ideatore della nuova facciata della chiesa di Santa Giustina, abbattuta nel primo decennio del XIX secolo per fare la piazza grande della città, ora intitolata a Re Vittorio Emanuele II. La villa è considerata uno dei più significativi esempi di architettura nella Regione Veneto. È inserita nel catalogo dei beni culturali della Regione Veneto come edificio di valore storico-architettonico. Fu costruita tra la fine del XVII secolo e l'inizio del XVIII e manifesta un influsso ancora barocco nella sua esecuzione. È costituita da un piano terra, ora infossato rispetto all'argine dello Scortico, da un piano nobile collegato alla strada tramite un ponticello in corrispondenza del portale d'ingresso e da un sottotetto illuminato con finestrelle rettangolari arcuate. Originali sono le incorniciature delle finestre al piano nobile e l'evidenziazione della porta d'ingresso tra due lesene che supportano la trabeazione con timpano. La villa, nel catasto austriaco del 1841, risultava ancora proprietà di un pronipote dell'architetto Vincenzo, Giovanni Bellettato di Felice. Attualmente nell'immobile si configurano due proprietà, quella all'estrema alla sinistra, ristrutturata e non conforme all'equilibrio della costruzione originale, e quella relativa alla restante maggior parte in vendita.